Grazie di essere intervenuti, numerosissimi. Ci scusiamo del ritardo, anche se siamo all'interno del mitico quarto d'ora accademico, però stiamo aspettando il Presidente Ciambetti, che ha avuto un problema e arriverà fra qualche minuto, ma a questo punto abbiamo avuto anche la sua autorizzazione all'iniziativa. Allora iniziamo. Vi dirò che per me è una grande emozione che faccio parte del Consiglio di amministrazione di questo istituto e che è stato bellissimo, ricco di iniziative, vedo qui molti colleghi, ma vi porto il saluto ovviamente del Presidente Paolo Speroni, che purtroppo ha troppe presidenze. Quindi non direi non avere però è bravissimo a fare ugualmente, che purtroppo questa sera non è riuscito assolutamente a essere presente e quindi mi è venuto a portare a tutti voi il suo saluto. Poi c'è il vicepresidente, il dottor Legati e membri di molti membri del Consiglio di amministrazione. Dopo vi dirò che per me in questa occasione è una doppia emozione, perché rivedendo tanti colleghi non posso non tornare 15 anni che ho passato in Regione Veneto, dall'85 al 2000, che sono stati 15 anni importanti della mia vita e 15 anni importanti. E quindi vedo con grande piacere molti colleghi, a cominciare da uno che si è nascosto, che è Fabrizio Comincini, che è anche stato il mio vicepresidente quando ero presidente Consiglio, Pasqualetto, vi dico in ordine da come li vedo, no? Luciano Righi, a Giorgio Sala, che è stato prima collega in Consiglio e poi segretario giunta, vedo poi tante altre persone, dal Presidente Core, con Conetti, al nuovo Presidente dell'Accademia Olimpica, che ringrazio veramente di cuore per la sua presenza, con la quale sarà possibile fare cose importanti assieme. E qui finisco. Io do immediatamente con grande piacere la parola al sindaco di Vicenza, il sindaco della nostra città, che ci porta il suo saluto, il personale, che è vicino a me e che tutti, sa che non facciamo una campagna, cioè mica una novità, no? In politica queste cose sono pubbliche, non sono nascoste. Però, avendo fatto politica per molti anni, io insomma che credo nelle regole della politica, si dice anche solo per un voto, e il giorno dopo quello che ha vinto terzo, e da quel momento io faccio il tifo per chi si governa. Quindi auguro, penso anche a momento di voi, il massimo delle possibilità e risultati a Giacomo, non tanto per lui, quanto per quello che potrà fare per Vicenza, per la città dove viviamo e che camminiamo. E quindi, caro sindaco, grazie agli ascoltatori, grazie dell'invito alla Fondazione di Storia, grazie a tutti voi. Sono anche un po' emozionato, non soltanto perché è uno dei primi eventi a cui partecipo dall'elezione al sindaco, ma anche perché arriva il segretario Valente, quindi un po' particolare per me, nel senso che martedì farò l'ultima seduta del Consiglio regionale andando a dimettermi e a quel punto chiaramente optando per il ruolo di sindaco della città di Vicenza. Ed è un momento un po' particolare perché parlavo prima con il dottor Valente, parlando adesso del documentario, questi 50 anni della Regione Veneto, mi è tornata in mente il primo impatto che ho avuto con il Consiglio regionale, che è Palazzo Ferrofini, il quale ospitava
una mostra sui 50 anni della regione, con dei pannelli e vari piani che raccontavano proprio per foto, con didascalie, la storia della regione e del consiglio regionale. Dicevo che mi ha molto colpito quella mostra per un motivo essenzialmente, perché si respirava la storia di una grande regione, dalle persone che avevano avuto l'onore e la possibilità di sedere sui banchi del consiglio, che per me emoziona pensare che andavo a sedermi sugli stessi banchi, ai grandi del mondo che erano stati in quel palazzo o a incontrare presidenti della regione a Palazzo Balbi. E si respirava la storia di una grande regione che spesso è inconsapevole, non è il dibattito una volta, della grandezza della sua storia e che ha il compito oggi di esserne invece all'altezza. Una delle cose che affronta, uno degli aspetti più importanti che affronta il documentario è quello del regionalismo, che è una discussione che oggi è ritornata buongiorno al Presidente Zampetti, che dicevo, il regionalismo che è tornato in qualità negli ultimi anni con forza, con il dibattito sull'autonomia che ancora oggi prosegue. E quindi il fatto di tenere alto l'aspetto storico, il valore della ricerca, una mostra come quella, che è un documentario che so che ha curato direttamente in prima persona con attenzione il segretario Valente e che molti di voi hanno bene come testimoni, ha anche questo senso, cioè il fatto di portare il dibattito che oggi è attuale, il valore del percorso storico che si è compiuto e il fatto che in questi 50 anni la Regione Veneto ha compiuto un percorso evidentemente ed è stata protagonista nel dibattito sul regionalismo italiano, lo è stato nella Prima Repubblica e lo è oggi con magari posizioni anche diverse all'interno dell'arco costituzionale e dei partiti politici che siedono in Consiglio regionale, ma è protagonista all'interno del dibattito italiano sulle funzioni che le regioni devono assumere ed è fondamentale che sia così. Per cui ci tenevo, in maniera particolare oggi a venire a portare un saluto anche davanti a tanti amici. Io non ho avuto la fortuna di sedere con Lia e con altri dei presenti del Consiglio regionale in quegli anni, ma da appassionato di politica li conosco per quello che hanno fatto e li stimo per quello che hanno fatto negli anni. Quindi grazie ancora dell'invito, buon lavoro alla Fondazione e buon lavoro per i compiti questa sera. Grazie. Un po' ci lascia questa vita, tanto la può fare, ci mancherebbe anche che non ce l'avesse, ma nel frattempo è arrivato il Presidente del Consiglio, al quale io darei la parola. Grazie Elia, scusate il colpevole ritardo, ma non sono in grandi condizioni fisiche e ho dei tempi che non riesco a calcolare come normalmente. Raccontare una storia nella storia. Credo sia questo il tema che appunto diffondo nel racconto per immagini con testimonianze dirette, filmati d'epoca, fotografie spesso inedite e sono bellissime. Sviluppato da Roberto Valente e dallo staff che abbiamo in Consiglio regionale, tutto internamente gestito appunto all'interno del Consiglio regionale, ideando appunto e dedicando unico Consiglio d'Italia ai 50 anni dall'attivazione delle regioni d'Italia. Come sceneggiato, grazie a questo documentario, passiamo di puntata in puntata lungo 10 legislature in Veneto, trovando personaggi, luoghi, fatti che hanno segnato la storia non solo della regione in senso stretto, ma di tutta la comunità veneta. Lo storico di professione troverà questo racconto utile perché appunto testimonianza singolare non della politica, ma di chi ha lavorato con e per la politica. Il cittadino invece avrà modo di ripercorrere fatti, cronache ed episodi che troveranno appunto pagine molto particolari di storia vera della nostra terra. Raccontare etimologicamente nasce da contare, nel senso di numerare, ed è un senso molto vicino al computare latino. Il raccontare nasce come rafforzativo di questo contare e conserva l'idea di comunicare, un riportare, un calcolato.
Questo è un altro tratto del racconto documentaristico appunto fatto da Roberto Valenti, dall'Intero Stato del Consiglio regionale. I collaboratori, vi assicuro, hanno raccolto e aiutato a creare quello che vedremo. Un racconto non è una narrazione, etimologicamente ci parla di rendere esperto, consapevole, giacché narrare è il fine latino ignarus, consapevole, e di conseguenza dirà all'effetto su chi ascolta o legge, mentre il racconto ci parla dello sforzo compiuto da chi vuole comunicare. E lo sforzo di questo percorso video che oggi viene presentato in anteprima, siamo ancora a definire tutti i dettagli di chiusura, cioè non è ancora, vi avete appena visto un'anteprima dell'anteprima, è uno sforzo che appunto è quello di comunicare e documentare con immagini, attingendo a un repertorio di Tech Rai che è incredibile per quantità e qualità di materiale, per lasciare anche in questo caso una testimonianza unica in Italia di ciò che è stato la nostra regione, di cosa è stato fatto in questi 50 anni, e mi auguro anche di quello che potrà essere fatto prendendo spunti da quello che abbiamo ripescato dagli archivi. Quindi veramente grazie per la vostra presenza, ripeto, una anteprima importante. Abbiamo scelto questo luogo perché riteniamo un luogo assolutamente significativo per lo studio e le iniziative che vengono fatte a livello vicentino ma regionale e anche ben oltre, quando Paolo Scaloni lancia traguardi di fare anche ben oltre. Ho parlo fin troppo, lascio la parola appunto a chi anche fisicamente ha gestito questo documentario in maniera importante. Quindi cedo a io, lascio a... Vai. Grazie Presidente. Questo incontro dove il collega Sandro Perticaro, se lo ricordo, il nostro collega, ci ha mandato alcune righe che leggo. Una fondazione, nella certezza che il vostro non mancherà di tronteggiare tutti i momenti che non sono pochi, che hanno consegnato la vita dell'istituzione regionale Veneto, mi rammarico assai di non poter partecipare alla presentazione ufficiale del lavoro di ricerca che si utilizza la medesima. Nel mentre poi i miei cordiali saluti a tutti, resto convinto che i saldi di stabilità che hanno consegnare la prima fase della gestione legislativo-amministrativa sotto il lavoro della SAI Presidente Gazzaia continuerà anche nei prossimi anni. Buon lavoro a tutti, dottor Sandro Perticaro. Allora, onorevole Sandro Perticaro, adesso io darei, giustamente diceva il Presidente Ciambetti, la parola a Ciarrello, ma anche, come dire, le braccia, serve tanto lavoro di chi ha reso possibile la realizzazione di questo documentario che sicuro, soprattutto nel intervenire, è veramente molto bello. Non penso non abbia commosso solo me, che sono stata parte attiva, ma anche tutti quelli che non hanno avuto questa possibilità. Allora, passo la parola al segretario generale del Consiglio regionale del Veneto, dottor Roberto Valenti. Grazie Presidente. Presidente Sartori, io sono doppiamente emozionato perché lei l'ho sempre conosciuta come Presidente, perché è stata la mia Presidente, una dei Presidenti di questa storia. L'ho conosciuta nella quarta legislatura, poi dopo anni di sesta direttamente come Presidente del Consiglio. E per me è rimasta sempre la Presidente, anche quando è diventata eurodeputata, quindi per me è sempre un piacere conoscerla, incontrarla e ringraziarla perché oggi rappresenta appunto la Fondazione. Ringrazio anche l'attuale Presidente del Consiglio regionale, Roberto Ciambetti. Lo ringrazio per la fiducia che mi ha dato, sia per la realizzazione della mostra,
ma anche per la realizzazione di questo documentario. E con lui mi sento anche di ringraziare il Presidente della Regione, Mazzaia, che proprio lunedì ha completato, possiamo dire, il documentario con la sua parte. Vedrete in anteprima, sarà uno dei primi che prenderà la parola, e quindi grazie anche a lui per la fiducia che in questo contesto mi ha rinnovato. Io vorrei ricordare come è nato questo documentario. Quando abbiamo già descritto la mostra, noi ci siamo resi conto che questa mostra, che molti di voi hanno visto, in realtà non era stata vista da tante persone, perché noi l'avevamo pensata soprattutto per le suore, perché appunto anche nel titolo Una storia della storia rappresentava come la storia della regione che si inseriva nella storia contemporanea sia italiana e sia mondiale. Se vi ricordate, c'era questa linea del tempo che scorreva in pannelli e quindi ricordava i vari eventi che contemporaneamente contrassegnavano le varie legislature. E quindi dal momento in cui qui ci siamo resi conto che molti non l'avevano vista, era un dispiacere, come dire, chiudere e lasciare a dei libri che molte volte vengono, diciamo, conservati in librerie e non vengono condivisi. E allora perché non raccontare una storia? E allora devo dire che mentre nella mostra avevamo costruito un progetto, qui invece, anziché un progetto, è stata un'idea perché eravamo tutti, io stesso non ero mai messo davanti a una telecamera e quindi non sapevo neanche come riuscivo, se riuscivo in modo o meno, diciamo, efficace. Invece abbiamo fatto delle prove e il regista, che è un giovane operatore che lavorava in Consiglio regionale, ha deciso che potevo io fare, diciamo, la parte degli attori, come ha detto il Presidente Ciambetti. E così abbiamo cominciato a girare le prime scene. E devo dire che c'era anche un altro problema: rendere il tutto molto facile, molto intelligibile. E quindi io devo dire grazie a chi mi ha curato i testi, sia Margherita Carniello che Nicoletta Martorana, che sono riuscite a tradurre in un linguaggio semplice quello che voglio raccontare. E quindi ho dovuto poi studiare, imparare e anche raccontare questa storia. Le riprese sono durate da febbraio a luglio, quindi come un film vero e proprio, quindi quasi 5 mesi. E abbiamo scelto location diverse. Iniziamo da Cacorner, che è la prima puntata dove praticamente si unisce il Consiglio regionale dal 1970 fino al 1981, finali 80, del 1980, quando viene, diciamo, creata l'attuale sala consigliare, che è Palazzo Ferrofini. Poi abbiamo fatto le riprese a Palazzo Balbi, all'Isola di San Giorgio, diciamo, in quanto San Giorgio è stata la sede di grandi eventi che vedrete soprattutto nella quarta e nella quinta puntata si sono svolti con la presenza anche di personaggi illustri, e poi chiaramente Palazzo Ferrofini in tutte le sue sale principali. Una volta che noi abbiamo fatto le riprese, bisognava arricchire di immagini, di fotografie, ma di documenti. In realtà la mostra era già in questo, perché noi durante, diciamo, la pandemia lavoravamo in house e avevamo gli archivi del Consiglio regionale e della nostra biblioteca presente, e la
Consiglio regionale, la biblioteca e l'archivio e l'ufficio stampa sono in questo momento gli unici depositari della storia della Regione Veneto. Palazzo Balbi, la giunta non ha niente, cioè è andato tutto perso, non so come, ma io devo dire grazie ad esempio il dottor De Marchi, lo staff dell'ufficio stampa, che in tutti questi anni hanno raccolto, pensate, una cosa come 50.000 foto e 3.000 video. In più l'archivio, dove sono tutti archiviati, è stato fatto un lavoro veramente egregio, forse se lo ricorda anche il Presidente Sartori, noi negli anni 90 in poi abbiamo affidato tutta la catalogazione archivistica a un direttore di archivi di Stato, la figura del dottor Conte Giacomo, che ha proprio diciamo, archiviato tutto il materiale come si archivia in un archivio di Stato, quindi con quella tecnica. Poi siamo passati anche alla digitalizzazione e quindi anche questo è un materiale che non va perso. Tutti i presidenti, tutto quello che hanno fatto lo ritrovano negli archivi. La Presidente Sartori, durante la sua presidenza, lo ricordiamo nel film, lei ha dato molto, diciamo, spazio alle donne. Chiaramente lei è stata l'unica presidente donna e quindi lei aveva appunto usato l'ufficio studi e ricerche per fare delle ricerche, degli approfondimenti che poi diventavano dei piccoli volumi. Eppure noi li abbiamo tutti tirati fuori, sono tutti conservati, ma sono conservati in modo veramente in modo prezioso, in modo che non si sono ingialliti, non si sono rovinati, proprio con la tecnica proprio dell'archivio. Quindi noi avevamo già questo materiale, però siamo andati alla ricerca di altri materiali e quindi abbiamo, grazie a Margherita Cagnello, alla Fondazione Sturzi, alla Fondazione Gramsci, alla Protezione Lucini e alla Biblioteca Marciana. Questo è stato possibile perché prima c'era la pandemia e tutte queste realtà erano chiuse e quindi abbiamo trovato altri documenti, altre fotografie, altro materiale che è stato chiaramente inserito in questo documentario. Tenete presente che il montaggio è durato tantissimi mesi, dal mese di settembre fino all'altro giorno, perché a un certo punto di questa diciamo, avventura, io la chiamo, io parlo a Natale, poco prima delle feste di Natale, col direttore della RAI Veneto, e ricordando che noi abbiamo una lunga tradizione, abbiamo una convenzione con la RAI, e il direttore mi dice: ma è un bellissimo progetto, ma io le posso mettere a disposizione le tecniche della RAI. E quindi abbiamo sottoscritto un'altra convenzione e lui ci ha messo a disposizione questo diciamo, immenso patrimonio. E lì è stata un'altra, diciamo, tuffo al cuore, perché rivedere persone che non ci sono più, persone che io non ho mai conosciuto, ma ho conosciuto solo il nome. Per esempio, c'è una bellissima intervista al presidente Tomelleri alla fine del suo diciamo, decennio, di una modernità, un qualcosa che si collega, potrebbe fare il ponte dopo 30 anni al presidente Zaia, le stesse parole, lo stesso entusiasmo, le stesse aspettative. E quindi c'è stato questo lavoro poi anche di decodificazione, perché molte erano in cassette, e quindi si è dovuto trasformare in file per poi inserire nei computer. E poi i ritagli dovete inserire, un lavoro di cucito, devo dire grazie al nostro montatore, Attila Totolo, un ragazzo veramente eccezionale, che io ringrazio, che ha fatto un lavoro, ma non era finita. Per questo vi dico, non è stato un progetto, è stata un'idea che è maturata. Noi per la mostra avevamo pensato di mettere un video
sala fuori, dove ci potessero essere delle testimonianze, dove i protagonisti dovevano loro parlare, non dovevo parlare io, ma dovevano parlare loro, raccontare loro le 10 legislature. Non è stato possibile perché il Covid non c'ha permesso di fare delle visite, di fare delle interviste. Pensate che è stato difficile, addirittura complicato, consegnare a certi presidenti anziani i documenti, il catalogo, il volume, perché avevano paura di ricevere. Io ricordo che sono andato a trovare un'ex consigliera che molto anziana, che mi aveva chiesto di poter avere questi libri, che era l'onorevole Amelia Casadei, ma sono andato con uno scafandro, cioè eravamo veramente, non ci siamo dati la mano, appoggiato sul tavolo, eccetera. Allora ho detto, beh, questa è l'occasione. Il documentario deve essere arricchito dalle loro voci e quindi io ho scelto 10 persone che ritengo che sono, diciamo, testimoni di questi 10 anni, queste 10 legislature. La prima è l'onorevole Sartori, che è stata vicepresidente della Giunta, presidente del Consiglio, Aldo Boldini, che è stato presidente della Regione, Carlo Alberto Tesserini, che è stato eletto per 5 legislature, che è stato il presidente della Commissione di Statuto che ha elaborato il nuovo Statuto, l'onorevole Luciano Lidi, assessore del 1975 al 1983, che ha ricordato un momento storico particolare, gli anni piombo, gli anni del terrorismo. Mirko Mazzaro, assessore regionale negli anni 80, consigliere fino al 1985, lucido e dinamico centenario, 101 anni. Vedrete nel flash la lucidità di questo uomo, sempre che sia rientrato nel suo ruolo che ha appena lasciato. È una cosa straordinaria. Il nostro Giorgio Sala, che io ringrazio, è stato capogruppo nella seconda metà degli anni 80 e poi segretario generale della programmazione. L'avvocato Franco Zanchini, che è stato il mio maestro, predecessore, segretario generale del Consiglio dal 2005 al 2009. Il professor Mario Bertolissi, costituzionalista, consulente in regione per tanti anni. E per ultimo abbiamo pensato alla legge, avevamo l'imbarazzo della legge. Allora si sceglie un criterio neutro, la consigliera più giovane di quella legislatura, una consigliera che anche lei proviene dalla provincia di Vicenza, Cristina Guarda, che quando è entrata aveva 25 anni e quindi racconta l'emozione che ha nell'entrare per la prima volta a Palazzo Ferrofini. Ci sono anche le testimonianze chiaramente dell'attuale legislatura, però non l'abbiamo raccontata. Se avrà successo, vi prometto che quando finirà la 12ª legislatura, però abbiamo pensato anche di dare voce al Presidente Ciambetti e anche al Presidente Zaia. Che senso può avere questo prodotto? Io credo che alla fine noi dobbiamo, io ho pensato di rendere testimonianza, ma soprattutto ringraziare tutti questi personaggi, perché nel vedere questo documentario, io credo che tutti i veneti devono essere grati a questi protagonisti di una classe politica che ha avuto le sue luci, le sue ombre, ma che comunque è stata una classe politica del fare. Se noi abbiamo un lato un'evoluzione del regionalismo, perché noi ci dimentichiamo che quando è nato il regionalismo negli anni 70 era un regionalismo che non era certamente voluto dallo Stato, era stato, diciamo, sopportato, era stato così, a un certo punto è dovuto per forza di cose essere portato avanti. Ma poi c'è stata una rivoluzione incredibile e tutti
presidenti, sia i presidenti della regione sia i presidenti del Consiglio hanno contribuito alla crescita, alla nascita, alla rivoluzione del regionalismo che oggi vede nell'autonomia il suo traguardo. Ma mi permetto di dire che nel Senato si vedono anche tante cose, tante opere che sono state fatte in questi 50 anni, dalle infrastrutture, alle strade, alle mostre, agli ospedali, un Veneto che chiaramente è cresciuto e se non c'erano questi signori che avevano queste idee non si facevano proprio niente. Quindi, ecco, questo senso di riconoscenza a loro, ma anche un messaggio per dare ai giovani, per far capire ai giovani quanto sacrificio c'è stato, quanto impegno, quanto studio, quanta dedizione, perché non si improvvisa. Ecco. Quindi questo è il messaggio che noi vogliamo dare e speriamo, come la RAI ha promesso di poterlo inserire nei programmi di RAI Storia, di RAI Education, per farlo conoscere al pubblico, soprattutto dei giovani, ma anche al pubblico, in questo caso il nostro Veneto, per celebrare questi primi 50 anni. Allora sono tante priorità che trailer di 10 minuti, sono 20 minuti. Perché raccontare i primi 50 anni di storia della regione? Mezzo secolo di storia è un traguardo significativo. Si sono susseguite più generazioni, molti dei primi protagonisti purtroppo non ci sono più, altri ne sono subentrati. Una storia da ricordare perché offre prospettiva temporale adeguata per interpretare un percorso, ricostruire un disegno complessivo, rintracciare le chiavi di lettura e fare anche un primo bilancio di una regione importante come il Veneto. Perché un documentario? I 50 anni sono stati celebrati con una mostra storico-documentaria, ma le restrizioni causate dal Covid hanno impedito a molte persone di poterla vedere. Ci sembrava opportuno conservare e far rivivere i materiali di quella mostra in modo permanente, con un linguaggio immediato e sintetico, delle immagini e del linguaggio televisivo, a servizio di tutti, in particolare dei più giovani, ma anche di altre generazioni che attraverso questo strumento possono sicuramente ripercorrere 50 anni importanti della storia del Veneto.
Il documentario prodotto dal Consiglio regionale con risorse interne e senza costi aggiuntivi nasce in collaborazione con la sede regionale della Radio Veneto. La terza rete Rai, quella regionale, è nata nel 1979, proprio anche per accompagnare la nascita del sviluppo delle nuove regioni. Le teche del TGR regionale sono eccezionali, un archivio della storia del Veneto contemporaneo, delle sue istituzioni, dei suoi protagonisti. Il secondo pezzo di questa iniziativa è aver dato voce in presa diretta ad alcuni protagonisti di allora che oggi hanno riletto la loro esperienza vissuta nel loro impegno in regione e per la regione. Questi oltre 50 anni di storia stanno a dimostrare che in questo paese quello che prevedevano i padri costituenti dal 1° gennaio del 48 con la Costituzione repubblicana ha pian piano preso forma, ovvero l'idea di un paese dove il regionalismo e il federalismo fosse realtà. E Einaudi del resto nel presentare la Costituzione repubblicana disse ad ognuno dovremo dare l'autonomia che si spetta. Quindi il senso di questi primi 50 anni è proprio questo, quello del regionalismo e del dare la centralità alle regioni. I presidenti, vedendo la loro storia, vedendo il loro profilo di governo, comunque hanno tutti creduto nella centralità della regione, nel regionalismo, nel fatto che questo popolo veneto fosse e sia centrale nell'azione di governo. Questo è anche il senso di un territorio che comunque ha sempre creduto che bisogna rimboccarsi le maniche e chi fa da sé fa per tre, che non vuol dire che non si riconosca l'unità nazionale. Brutto sentire dire da qualcuno che questa è la secessione dei ricchi quando si parla del progetto. Peraltro io farei anche una proposta, non chiamiamola più autonomia, chiamiamolo federalismo. A questo punto mi risulta che gli italiani siano tutti federalisti e risolviamo il problema alla base. Il progetto di autonomia è un progetto che nelle corde dei Veneti, che in questi anni di governo abbiamo e ho voluto con forza dare centralità a questa regione. Oggi diciamo lo standing nel posizionamento della regione Veneto è qualcosa di importante. Non è un caso che ci vengano date le Olimpiadi, non è un caso che ci candidiamo ai contest più impegnativi a livello internazionale. Penso che i Veneti si aspettino questo, un Veneto moderno, un Veneto inclusivo, un Veneto che guardi alla modernità anche con una visione ovviamente che non dimentichi l'identità, perché l'identità, lo vediamo nei nostri ragazzi, è ancora qualcosa di pulsante. Nel 1970 lo Stato italiano decise di attuare l'istituto della regione. Abbiamo definito la prima legislatura come una legislatura costituente. Il desiderio di autonomia era così forte per cui la stagione iniziale della regione fu una stagione di primavera e di entusiasmo. La regione è nata come ente di programmazione, questa era l'idea di base e questa idea doveva essere rappresentata dal piano territoriale regionale di coordinamento. La seconda legislatura inizia con grandi speranze nel segno del patto di legislatura che fu quello di produrre un gran numero di leggi, ben 388. Finalmente il governo ha deciso di praticare quelle che sono le competenze della legge. E allora programmazione, e allora alcune leggi fondamentali. Il piano regionale di sviluppo, la legge di qualità, le unità sanitarie locali, la legge quadro di agricoltura. E il Consiglio regionale in questo quinquennio dovette sorteggiare una forte crisi economica sociale, nonché la recrudescenza del terrorismo, che vide il Veneto uno degli epicentri decisivi. Qui le Brigate Rosse fecero le prime vittime. Da qui partirono le prime cellule del terrorismo di estrema destra,
Qui si vinse quotidianamente la strategia della tensione. Da una crisi di carattere economico poi abbiamo avuto anche una crisi di carattere sociale e una grave crisi anche di carattere politico, cioè il terrorismo nero e rosso, che anche ha avuto i suoi martiri purtroppo, e noi avevamo cominciato, tanto è vero che quando diventai assessore, la regione, al presidente Tomedelli e a me, dettero 2 macchine di dati. 1980-1985. Per la prima volta nella storia del Consiglio regionale è una donna, la vicentina Giuseppina Dal Santo, ad essere il candidato più votato in quelle elezioni. Ho ereditato la mostra quanti visitatori, 620.000. Dico, io seguo sempre questo settore, non ho mai registrato una affluenza. Il 12 e 13 maggio del 1985 si svolgono le elezioni regionali che portano per la prima volta la Democrazia Cristiana a perdere la maggioranza assoluta dei voti. Pur conservando i 30 consiglieri su 60, la Democrazia Cristiana non è più in grado di governare da sola. Ma la grande novità è la Lega Veneta, con Franco Rocchetta e con Ettore Boggiato. Questa ipotesi della Venezia 2000 era un'ipotesi che aveva del fascino. Io ci credevo e ci credo, anche se il problema è così lontano ormai. Pensavamo che potessero esserci dei dati positivi da un progetto di quel genere. I Pink Floyd hanno lasciato una Venezia in condizioni tali e Venezia 2000 si è chiusa. Il 21 dicembre del 91 il Consiglio approva la legge che prevede l'edizione del referendum consultivo sulle proposte di modifica in senso regionalista della Costituzione, ma la legge verrà bocciata dal Commissario del Governo e poi impugnata dal Governo presso la Corte Costituzionale. Il 5 marzo del 92 Bernini riceve la legge di garanzia e gli arresti si succedono a grappolo. Alla fine se ne contarono in Veneto più di 330. Siamo a Palazzo Balbi, sede della Giunta regionale del Veneto. Questa porta che vedete è l'ufficio di presidenza del presidente Franco Cremonese. Dentro, in questo momento, ci sono i carabinieri mandati dalla magistratura, stanno eseguendo una perquisizione. Dentro c'è il segretario regionale della Regione Veneto, dottor Giorgio Sala. Il presidente Franco Cremonese è stato arrestato questa mattina dai carabinieri. Io, quando nel 92 ricevo l'arresto del presidente Cremonese, ero il suo vicepresidente e presiedevo una giunta dove erano rimasti soltanto 7 assessori perché gli altri erano tutti incarcerati. Si è voluto, a mio giudizio, aggredire e distruggere delle realtà politiche al di là di alcune colpe, perché poi la storia ha dimostrato che alcuni avvisi di garanzia, alcuni arresti, alcune perquisizioni, alcune indagini si sono verificate in nulla.
Siamo riusciti in alcuni a tenere la situazione ancora in pugno e portare a termine la legislatura. La tempesta di Tangentopoli provoca la scomparsa dei partiti politici tradizionali. Vi è anche il primo tentativo da parte della Regione di chiedere un referendum consultivo per ottenere una maggiore autonomia. La legge viene stoppata dal governo. Galan fu il primo che presentò il primo progetto di riforma statutaria e nel 2003 venne subito costituita una commissione speciale per lo statuto che subito si occupò solo della proposta presentata dal presidente Galan, ma anche della proposta che è stata presentata dalle opposizioni, in un dibattito che terminò parecchi mesi. Ho fatto parte per 2 legislature, quindi 10 anni della commissione. Io sono stato testimone in queste 2 legislature di dibattito all'interno dell'istituzione Regione e in specie nella commissione statuto presieduta da Carlo Alberto Bassi. Sono stato testimone di un dibattito straordinario. Nel maggio del 2007 esce in librerie un libro che diventa un best seller in tutta Italia, La Casta. Questo libro vende in pochi mesi milioni di copie, l'aula prova senza defezioni, una legge che riduce l'attività dei consiglieri. Di dover fare, era proprio quello che la cosa straordinaria, unica che abbiamo. L'abbiamo trovato all'umanità. Vuol dire 60 su 60. La preoccupazione delle forze politiche in generale era quello di non realizzare un centralismo regionale rispetto a un centralismo statale. Quindi si è cercato anche nel nuovo statuto di dare lo spazio a comuni e province.
Abbiamo voluto rimarcare con forza la presenza del Veneto nel punto più alto del Veneto, un record istituzionale, il Consiglio regionale più alto d'Europa. Allora, penso che questo sia stato un assaggio straordinario, per quello che sarà il documentario che secondo noi potrà vedere, sicuramente c'è anche di curiosità, perché abbiamo la possibilità di vedere con persone che poi hanno vissuto questi anni, hanno anche fatto la storia vederlo in modo più completo, definito. Per cui questo ringraziamento di noi va dal Presidente del Consiglio regionale, ci ha lasciato un impegno e che però di da realizzare questo documento e al segretario generale del Consiglio, con tutti i suoi collaboratori, ovviamente, perché una persona non riesce mai a fare nulla, che ha realizzato questo documento straordinario. Adesso, se avete ancora poca di pazienza, io dirò che sono sempre molto rigoroso nei tempi, ma in tutta la consuetudine, darei la parola per un saluto. Grazie.
formazione, 5 minuti, un tempo sufficiente, no? Ai consiglieri presenti, quelli che sono qui con noi oggi e che abbiamo già avuto modo di vedere questo finale. Io spero di non dimenticare nessuno, perché come sempre si fa, lo facciamo in rigoroso. Abbiamo con noi Fabrizio Concini, che è stato segretario generale della Lega, vicepresidente del Consiglio regionale. Non ho nulla di preparato. Io quando sono entrato in Consiglio regionale nella quarta legislatura, 1985, mi sono trovato davanti a dei colossi della politica, perché c'era Bernini, che era presidente della regione, Guidolini, che era presidente del Consiglio, poi c'erano i rappresentanti politici, il presidente Amalia Sartori, Chia Sartori, c'era alle sue spalle un personaggio che si chiamava Pellicani, era uno dei capi più importanti del Partito Comunista Italiano, c'era Cremonese, c'erano l'amico Sala, Giorgio Sala, che insomma erano considerati Marino Cortese, tutto quello che si dice. Io avevo 32 anni e quindi mi sentivo un po' a disagio. E mi ricordo che prima di andare in qualsiasi commissione, siccome c'era Giuseppina Dal Santo, che sapevo che era una professoressa brava, ma anche una politica molto fine, io mi preparavo perché ero nella commissione cultura, io vengo dal lago, vengo ancora dal lago di Garda, ecco. E quindi era tutto un altro modo di fare politica, scusate se non voglio sembrare retro e far capire magari a qualcuno che è giovane e dice ma sì, la politica poi è sempre quella. Sinceramente dico di no. Io penso che le persone che ci hanno guidato in queste prime legislature erano dei colossi, era gente che veniva da esperienze, da studi, da preparazione, chi veniva dal sindacato, chi veniva dalla scuola politica, chi era stato presidente di provincia, assessore e tutto questo, insomma. Cioè, stesso Tomelletti, veramente, sapevo che era un colosso della politica, io al massimo andavo a vedere qualche consiglio comunale per lo Stato, il paese assemblea comunale, ma niente di più, niente di più. Ecco, e quindi c'era un approccio alla politica e ai temi che andavamo a decidere, perché per dire anche nella Commissione Cultura e Turismo c'erano degli argomenti importantissimi, la Rete di Verona, la Fenice, i grandi enti culturali, Mazzaro era quello che aveva il portafoglio della cultura ed era un finanziamento importante quello che allora la regione dava agli enti culturali del Veneto, la promozione del turismo. Ecco, io mi auguro, e ho visto che il Consiglio regionale si è attrezzato in maniera eccezionale a livello di Parlamento vero e proprio. Allora non era proprio così, piano piano è diventato ed è un Parlamento regionale. Noi lo chiamiamo Consiglio regionale. Io sono contento di essere stato consigliere, ma in altri stati si chiamano deputati regionali, anche in Spagna, in Germania, in Sicilia, esatto. Anche perché quando sento il presidente della Sicilia che dice l'autonomia è divisiva, dateci solo l'autonomia della Sicilia che siamo ci accontentiamo e poi la solidarietà di bene che fa a un certo punto nessuno la può mettere in discussione. Io ringrazio veramente Chia Sartori, che è stata anche una mia maestra vera e propria. Poi io sono diventato bravino in consiglio regionale, quando c'era il bilancio mi piazzavano sempre là perché altrimenti arrivavano alle 5 della mattina.
un 6-7 mila emendamenti, robe di questo genere, se lo ricordano ancora, vero? Ecco, quindi io ringrazio gli amministratori per questo invito, ringrazio tutti voi dell'attenzione e soprattutto ringrazio il segretario generale, Roberto Valente, perché l'idea è qualcosa di eccezionale e la storia rimane per sempre, anche per chi vuole imparare. Grazie. Grazie Fabrizio. Do la parola al collega Lucio Pasquetta, che viene dalla provincia di Treviso. Prego, santa provincia. Intanto buon pomeriggio a tutti e vi ringrazio di questa opportunità di essere testimoni di una storia che non è senza fine, perché questo è un pezzo di storia, non è della storia, che la regione continua. Noi siamo artefici di un pezzo di storia di questa regione e mi ricordo che sono entrato tra l'altro nel 1995, periodo storico anche per la regione, periodo della grande, come si può dire, della grande difficoltà a ridare in quel momento fiducia a una regione che era attaccata dalle più, diciamo così, è stato molto leggermente accennato questo periodo, ma io venivo da esperienze amministrative, ho fatto prima il sindaco e poi l'amministratore regionale, ma venivo da esperienze più semplici sotto certi aspetti, più nel territorio, e in quel momento era messo in discussione proprio la rappresentanza regionale e bisognava ridare fiducia. E questa fiducia io la devo soprattutto perché mi ha arricchito di esperienza, essendo partecipe alla mia Sartori, che in quel momento ci siamo conosciuti in questa circostanza. Io venivo da esperienze, come diceva prima, da sindaco, rappresentavo l'ANCI a livello provinciale e regionale fino al nazionale, per cui ho un'esperienza leggermente diversa a livello istituzionale, però mi ha arricchito e ho portato l'esperienza soprattutto in quel momento che bisognava ridare anche quella credibilità e quella utilità che le amministrazioni locali si aspettavano. Le grandi riforme, le grandi leggi, le tante leggi sono state fatte soprattutto godendo dell'esperienza iniziale, detto prima dei grandi, che ho conosciuto per primo da sindaco, e lui era presidente della regione. Quando venivamo in regione venivamo con i cappelli in mano per chiedere per favore, abbiamo bisogno di questo. Trovarsi poi dall'altra parte è stata un'esperienza eccezionale, per cui un grazie di essere stato per 10 anni in quel periodo e ho fatto il presidente della prima commissione, quindi sa cosa vuol dire, difendere, proporre e poi fare proprie quelle che sono quelle necessità, quelle esperienze che oggi ne traiamo una battaglia. È un grazie dovuto, ma è un grazie per avermi dato questa opportunità. È un'esperienza che vorrei che fosse fatta da tante persone, così forse si rivedono anche in quella posizione di vedere non solo le persone che portano a casa uno stipendio discusso e vituperato sotto certi aspetti, è una presenza invece, una testimonianza, un impegno grande che mi sento in dovere di testimoniare e dire grazie. E che la regione in questa lunga storia sarà solo un pezzo di una storia che ormai durerà per sempre come non sono stato. Grazie. Grazie, Lucio. Prima di arrivare alla regione, e per anni ho avuto del piacere di assaggiare il radicchio di Treviso. Adesso la parola a Luciano.
testimonia di anni difficili e importanti. In premessa devo associarmi ai ringraziamenti al Presidente del Consiglio regionale, al Dottor Valenti e sue collaboratrici importanti, la Professoressa Carniello, Martorana e poi tutti quelli che avete visto e indicati. Ho fatto un grosso lavoro. Io ho avuto la fortuna di vedere l'anteprima dell'anteprima dell'anteprima, perché ho visto tutti i 10 capitoli e io un estratto che dura quasi 150 minuti di un estratto. Ed è vero che c'è tutta la storia sintetizzata, ma tutta la storia. E il fatto positivo è che questa storia della regione, è proprio il dottor Valente, che è il narratore, viene inquadrata nel contesto nazionale e internazionale. Questo è importante. Ecco perché io suggerirei, dopo questa giusta presentazione di istituti di storia, se la storia della storia, ci va benissimo, ma sarebbe da portare tutte le storie della nostra regione. Fatto questa premessa, adesso un po' di personaggi che sono stati i colleghi più fortunati di me dal punto di vista della tranquillità. Io ho finito in regione in un momento tragico. 1975, seconda legislatura, dopo 2 mandati di consigliere comunale con il mio maestro, grande sindaco, è stata premessa per essere preparati ad affrontare l'amministrazione regionale. Perché il momento tragico? Perché siamo in presenza, come avete sentito, una bellissima testimonianza, che però è più ampia poi nel contesto generale, del cosiddetti anni di piombo, delle brigate rosse, del terrorismo nero, che si concentrarono, quindi è stato il culmine, poi è arrivata anche nel 1978 ad ammassare il grande partito di Stato. Io detti l'annuncio di quel giorno, pensate che quello stesso giorno avevo convocato tutti gli assessori regionali d'Italia, perché ero coordinatore, poi degli assessori regionali, e detti la notizia nella riunione che tenevamo per ora drammatica. Ecco perché dicevo, però dovendo gestire lo straordinario che era appunto questa situazione storica, per cui noi non sapevamo, i testimoni saputo 20 anni dopo, che le minacce e quant'altro, perché io giustamente cercavo di tenere fuori la famiglia, anche se arrivavano le telefonate di notte, le 3 di notte, minacce e quant'altro. Però detto questo, è stato anche un periodo meraviglioso, perché è stato il momento del decollo dell'attività legislativa. La prima legislatura aveva fatto tutto, merito mio amico Marino Cortesi, che avete visto mi fotografato più volte, il primo consiglio regionale, il 16, ma la seconda legislatura, il decollo dell'attività legislativa fondamentale. Parte di questa legislazione ancora in campo, in molta parte tra l'altro per riguardare i miei settori, che sono industria, commercio, artigianato, fiere, mercati, un assessorato molto vasto, economia e lavoro, problemi al lavoro, e in quel momento, causa negative situazioni energetiche che abbiamo visto, vedevamo la guerra in Kipur, e poi scoppiò anche con un shock petrolifero. Pensatevi che la situazione poi provocò automaticamente grandi crisi industriali. Tutti i settori, da quelli importanti in materia di base, davanti campo, fino al territorio, in tutte le province, crisi aziendali. Noi abbiamo gestito come assessorato al lavoro, pensate che non c'era neanche il Dipartimento del Lavoro, con 2 persone, abbiamo dovuto gestire ufficialmente, memoria, ricordo, 300 incontri, 300 crisi aziendali con oltre 600-700 incontri ufficiali e una miriade di incontri, coinvolgendo magistratura, coinvolgendo associazioni industriali, sindacati, i sindaci, i presidenti di provincia. E il fatto positivo che ha dato dall'incidi non passare era che c'è stata una gestione politica,
perché poteri non ne avevamo, poteri erano nazionali, sia per quanto riguarda i problemi del lavoro, sia per quanto riguarda i problemi industriali, ma noi facevamo la ponte fra la situazione locale, la situazione regionale e la situazione nazionale. Ecco perché la regione acquisì in quella fase una grande responsabilità, ma anche un grandissimo prestigio. È diventato un punto di riferimento politico. Una gestione difficilissima che però ha risolto i problemi. Abbiamo poi portato una serie di iniziative sul territorio, varie conferenze, in vista di una richiesta in particolare dei sindacati, una conferenza di occupazione. Non si tenne la conferenza di occupazione, però tutte queste iniziative sul territorio di carattere economico confluirono nel piano nazionale di sviluppo. Piano importantissimo, perché poi prevedeva una serie di ricadute di vari settori. Per quanto riguarda il selezionato anche appunto il progetto del settore secondario e mercato che riuscì a realizzare, facendo anche grandi convenzioni di livello legale, istituti bancari, per il INL, ma anche di case di risparmio, per garantire il credito alle aziende. Abbiamo costituito l'osservatorio sul mercato del lavoro, abbiamo istituito il Dipartimento dell'Energia, che era, diciamo così, consistente e primario. E questo ha portato anche a dare quegli aiuti alle istituzioni locali e alle associazioni poi sindacali ed economiche, artigiani, commercianti, industriali, eccetera, per uscire dalle. Concludendo, posso dire siamo riusciti con grandissimo sforzo, con grandissimi sacrifici, un impegno eccezionale ad attuare un risultato alla fine positivo. Eliminata l'immigrazione 1986 per luce ufficiale. Rimessi sul mercato le aziende installate, altre poche sono fallite purtroppo, ed è stato poi il successivo miracolo economico. Questa è stata la allora ringraziamo Luciano Livia per il suo appassionato intervento che ci ha raccontato il lavoro poi come parte ovviamente, e adesso se riusciamo a tornare il microfono possibile diamo la parola a Giorgio Sala, che è il primo a dire il solito nel microfono te lo posso tra poche parole. Sono nella fortuna di riposare per voi e per me di non avere il saluto con tanta compagnia e tra qualche anno ci vedremo. Bene, vi dirò che qualcuno ha deciso per noi che era arrivato il momento di chiudere questo meraviglioso incontro, visto che sembra che i microfoni si siano proprio bloccati, per cui non funzionano più. Io che di solito amo parlare con una voce abbastanza basso, però riesco anche ad alzare. Io vi ringrazio veramente di essere qui, vivere qui subito, dopo una vita che non riusciamo a essere questa stampa, speriamo, è sempre stato un rapporto difficile, speriamo che migliori. Allora, io vi ringrazio veramente tutti.
per la presenza numerosissima. Io diciamo che mi sento di parlare a nome di tutto il Consiglio di amministrazione dell'Istituto, del vicepresidente Giuliano Gatti, del presidente Paolo Scaroni, nell'augurarmi che ciascuno di voi abbia anche imparato una strada per trovarci. Perché quando devo dire che oggi c'è stata una presenza importante a questa iniziativa, e quindi certo non potendo per quelli che vengono da Treviso, da Verona, da altri luoghi torti, ma quelli che vivono nella nostra città o nella nostra provincia, magari la possibilità di conoscere un lavoro straordinario che l'Istituto di Storia fa, con il suo capitale scientifico e con tutti i suoi collaboratori, sarà l'occasione e il modo per mostrarci. Grazie ancora.